Tutto è pronto a Padova per l'inaugurazione dell'anno in cui la città sarà capitale europea del volontariato. Venerdì 7 febbraio è stata confermata la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che darà ufficialmente il via alla grande manifestazione con eventi e spettacoli. Il titolo, da cui prende ispirazione tutto il programma, è Ricuciamo insieme l'Italia, un'espressione usata proprio dal Presidente della Repubblica. Ricucire l'Italia. Queste sono state le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno del 2018, quando parlando dei tanti problemi del nostro paese e delle tante mancanze delle istituzioni e della politica ha voluto portare l'attenzione su questa Italia che ricuce, che è l'Italia del volontariato e della solidarietà. Sergio Mattarella arriverà in fiera a Padova insieme a tanti ospiti e volti delle istituzioni del volontariato e oltre 4.000 persone da tutta Italia. Noi vorremmo dare al Presidente Mattarella proprio questa impressione di una Padova che si dà da fare, che lavora, ma che si mette in gioco senza avere nessun altro scopo che quello di servire la città e la cittadinanza. Per Padova sarà un anno ricco di eventi per sensibilizzare e portare in primo piano l'operato del volontariato, molto forte in tutto il Veneto. In Italia il popolo dei volontari conta circa 6 milioni di persone che si dedicano al prossimo. Le loro storie saranno le protagoniste dell'inaugurazione di venerdì e da qui partirà la riflessione sulle sfide che l'impegno civile dovrà affrontare nei prossimi anni. Tutto l'anno sarà un anno speciale per il volontariato, ma non solo per il volontariato, anche per chi il volontariato magari l'ha visto, l'ha guardato e è rimasto sulla soglia, ma non si è mai messo in gioco per sperimentarsi in questo ambito di impegno civico. Tanto che già dal mese scorso sono partiti dei corsi di formazione per tutte le persone che vogliono sperimentarsi nel volontariato dentro Padova Capitale.